Lavori necessari e obbligatori, inevitabili disagi per le migliaia di automobilisti che ogni giorno percorrono Corso Argentina a Padova. Dalla mattinata è chiusa la carreggiata in direzione sud, primo passo per l'effettiva demolizione del cavalcavia, dove erano necessari interventi di restauro. Come già accaduto inizio settimana, quando erano partiti i lavori propedeutici alla chiusura, le code si sono formate dal primo mattino. Nessuna chiusura totale della tangenziale, ma la circolazione nei due sensi su un'unica carreggiata proseguirà da adesso in poi. Lunedì 22 nuova data fatidica, inizieranno infatti i lavori di demolizione della struttura in calcestruzzo, che sarà sostituita con un nuovo ponte in acciaio. Cronoprogramma per ora rispettato. I tempi di lavoro dovrebbero essere i primi giorni di settembre, in tempo per riporre le ferie in archivio e la riapertura delle scuole. Nessuna chiamata si è registrata in queste ore ai centralini della Polizia Municipale. I padovani i lavori sul ponte per ora li hanno ben digeriti.